Bologna Città del Trotto. Lo scorso 22 dicembre è stata inaugurata un'ampia area dell'impianto bolognese totalmente rinnovata. Il direttore dell'ippodromo, Andrea Petazzoni, ci parla delle prime impressioni degli utenti e di come si presenta la pista in vista dell'imminente riapertura. I lavori che abbiamo fatto, che ci hanno consentito di migliorare di gran lunga il salone del totalizzatore, hanno avuto ottimo riscontro da parte del pubblico, da parte della nostra utenza. Tutti più o meno contenti di cosa abbiamo fatto e dei servizi che siamo in grado di offrire. Per quanto riguarda il resto, sai, stiamo passando un inverno abbastanza poco inverno, quindi in pista non abbiamo dovuto fare miracoli per far funzionare le cose, ma la nostra manutenzione ordinaria non è mancata. La cadenza, se vogliamo ricordarla? La cadenza domenica e giovedì, più o meno per tutto il periodo fino ai primi di giugno, dove poi ci trasferiamo a Cesena. Chiaramente ci sono alcune date importanti che il nostro ufficio tecnico ha già evidenziato, sono quelle dei grandi premi e di tutti gli altri appuntamenti in cui daremo il meglio per far sì che la gente stia bene, si diverta e passi una buona domenica all'ippodromo. Prima della pausa invernale abbiamo intervistato il top driver Alessandro Gocciadoro, che dopo il successo ottenuto nel campionato master ha parlato anche della pista bolognese. Alessandro, diversi sono i successi che hai conquistato qui sulla pista di Bologna, quindi ti chiederei di fare un bilancio di questa stagione e poi ti chiedo un tuo parere tecnico sulla pista. Ti dico, il bilancio è ottimo, abbiamo vinto con la scuderia tantissime corse a Bologna, se non sbaglio siamo in testa come classifica di allenatore e abbiamo vinto il Continentale con Zania B, abbiamo vinto qualche giorno fa con Arazzi Bocco il Master, quindi sono secondo con un puledro qui nella finale della corsa dei 2 anni, quindi insomma Bologna è una piazza per noi molto importante, ci tengo a fare sempre complimenti per la pista perché è veramente eccezionale, tenuta benissimo, gli uomini lavorano bene, la tipologia di sabbia secondo me è perfetta perché i cavalli riescono ad attaccare bene, non si consumano i piedi quando corrono sferrati, quindi veramente complimenti alla gestione della pista per tutto l'anno, ecco, perché le stagioni cambiano e sappiamo benissimo che la sabbia deve cambiare un po', però loro sono sempre molto attenti e ci vorrebbero altri ippodromi come questo. Altro top driver che ha parlato dell'organizzazione di Ippogruppo e dell'anello bolognese è stato Roberto Vecchione. Per me l'ippodromo di Bologna è il migliore in Italia, oltre all'organizzazione che proprio l'altro giorno ero appiedato e mi sono recato in tribuna per guardare un po' le corse con alcuni amici. Ho visto una tribuna veramente molto accogliente, un ambiente bello perché è pieno di gente. E poi è proprio piacevole, penso, di stare in tribuna per una famiglia magari che si vuole avvicinare al mondo dell'ippica. Oggi come oggi, secondo me, è Bologna, predominante su tutti gli ippodromi. Invece per quanto riguarda la pista, ti chiedo adesso un aspetto tecnico. Come ti trovi e quali sono un po' le caratteristiche? Guarda, la pista secondo me non è che mi trovo bene solo io, penso che qualsiasi guidatore che venga a correre a Bologna problemi di pista non ne ha, perché la pista è un anello che puoi sferrare un cavallo penso quasi tutto l'anno. Cesena e Bologna per me oggi come oggi sono gli ippodromi ad alto livello che ci sono in Italia. La rubrica dall'ippodromo di Bologna termina qui. Come sempre ricordo il nostro sito www.ippogruppo.it e di seguirci anche sui nostri canali social.